A Vicenza, sulla collina di San Bastian, si trova una villa dal nome curioso, Villa Valmarana ai Nani. È famosa per i suoi affreschi e per le 17 statue di nani in pietra che ornano il muro di cinta. La leggenda racconta che molti anni fa il signore della villa aveva una figlia affetta da nanismo. Voleva proteggerla dal mondo che l'avrebbe derisa e così la tenne isolata dentro la villa, sempre circondata da servitori e altri nani. Un giorno un principe bellissimo arrivò alla villa. La giovane lo vide e capì per la prima volta la sua condizione. Per la vergogna e il dolore si gettò dalla torre più alta. La leggenda dice che i suoi 20 servitori, disperati, si inginocchiarono davanti al suo corpo. Nel loro dolore vennero trasformati in pietra per vegliare la loro padrona per sempre. Ancora oggi, passeggiando attorno alla villa, la gente giura che nelle notti senza luna si sente un sussurro lontano, come se quei nani pietrificati parlassero tra loro. E qualcuno giura di aver visto, tra le muffe e le crepe, occhi che sembrano muoversi nella pietra.